Catarratto o Carricante? Abbiamo due grandi aziende che rappresentano l'una e l'altra. Intanto dico l'azienda, come si chiama? Feudo di Sisa, E dove si trova? Grisì, territorio di Monreale. Con Azienda Gulfi, Chiaramonte Gulfi, provincia di Ragusa. Catarratto. Altezza, che dici? Altezza. Altezza. L'azienda è sui 500 metri sul livello del mare. Carricante? 450. Quindi ve la giocate. 50. Ok. Beh, Il colore. colore bianco paglierino, diciamo. E più ombrato. Si presta a essere abbinato a cosa come cibo? Ma sicuramente a piatti a base di pesce. Un pesce intero al forno sicuramente è l'ideale. Zuppa di pesce, crostacei e quando è un buon vino bianco l'aperitivo, oserei dire. Per me è aperitivo. Ok. Dici, da quanto tempo? Perché Catarratto, quanto tempo esiste e perché si sta riscoprendo ora? Ma il Cataratto è uno dei vitigni storici della Sicilia. La Sicilia occidentale è molto presente appunto in tutta la Sicilia occidentale, soprattutto il territorio di Trapani, Palermo e Agrigento. È uno dei vitigni storici, devo dire, le origini sono veramente antiche. Ma si sta riscoprendo, diciamo, c'è un momento di interesse. Ma c'è un momento di grande interesse perché oggi si fa una grande qualità col Cataratto, a differenza del passato che era un vitigno sfruttato soprattutto per fare quantità e quindi non la qualità che facciamo adesso. Carricante noi diciamo, come esistenza da tantissimo tempo non saprei definire, originario dell'Etna, noi l'abbiamo trapiantato, se vogliamo dire, a Chiaramonte, prima annata 2000. Pensando a voi mi viene a pensare un attimo un po' arancino-arancina, quindi Sicilia occidentale e Sicilia orientale. Ma vi lancio una sfida. Non so cosa sia arancino. Infatti, tu sai cos'è l'arancino. No, vi lancio una sfida, in verità è più un piacere. Noi di Io Compro Siciliano mi intesto questa causa, Giovanni ce la intestiamo, faremo questo duetto, questo incontro Carricante Cataratto con un evento ad hoc. E voi sarete le cantine che rappresenterete. Assolutamente. Oh, Grande complimenti. piacere. Però prima di chiudere, due cose. La prima è, cominciamo da lui. In 2 minuti la tua è un'azienda storica, da quanto tempo fate vino e qual è la tua visione del vino? Allora, la Feudo di Sisa è un'azienda storica del territorio monrealese, è un'azienda che appartiene alla nostra famiglia da oltre 150 anni, è in un territorio dove da sempre si è coltivato la vite e devo dire noi oggi abbiamo ricominciato a fare vino dal 2004 perché in passato si faceva vino sfuso da taglio. Oggi noi la nostra visione è quella di fare un vino di qualità che rispetti le caratteristiche del nostro territorio, in maniera tale da portare nel mondo le tipicità del nostro territorio, approfittando delle caratteristiche pedoclimatiche. Diciamo che la nostra è un'azienda di collina, fra i 400 e i 550 metri sul livello del mare, non lontana dal mare perché siamo circa a 13 km in linea d'aria, quindi abbiamo un influsso, viene anche dal mare, che fa sì che dà un vino dalle ottime prospettive e caratteristiche uniche. La stessa domanda, però io faccio si sente un accento interessante, quindi com'è la storia? Milano, famiglia originaria della Sicilia, nonno produttore di vino, papà imprenditore siciliano ma a Milano. Nel 94 continua il lavoro del nonno e insomma, in maniera molto più importante, e noi siamo la terza generazione. Tu vivi in Sicilia o a Milano? Vivo in Sicilia, mi sono occupato di viticoltura negli ultimi 12 anni, preparatore d'uve, quindi insegno a gestire le piante, nella formazione insomma del taglio eccetera eccetera. E per riprendere le domande, azienda quindi che c'è in questa nuova versione dal 97, la prima annata, quella del nonno 82, la nostra visione è far buona uva. Cioè è fondamentale per noi avere un'ottima uva e questo avviene attraverso professionalità in campagna, competenza. Senza una buona uva non si può fare un buon vino. È semplice ma è altrettanto veritiero, come per la cucina. Segnati il 12 di luglio e poi ti spiego perché, ma abbiamo altre 2 domande. Una a te, quante bottiglie e in quali parti del mondo? Noi facciamo circa 150.000 bottiglie, parti del mondo, diciamo Europa, Stati Uniti, Canada, Giappone. E a voi? 210.000 bottiglie, 70% estero, 40 Italia. Adesso la domanda più difficile, siete pronti? Siete pronti? Allora, Secondo voi? volontà o immaginazione, cosa vince? Immaginazione. Volontà.
Complimenti alla Sicilia, Sicilia. che in un secondo abbiamo detto tutta la Sicilia. E grazie, perché noi diciamo Grazie. sempre che voi fate un lavoro importantissimo, voi non producete vino, voi vi prendete cura del nostro paesaggio, del nostro territorio, quindi grazie. Lo raccontate. Grazie. Grazie a Lo voi, raccontate. Grazie a grazie voi. a voi, grazie. Ci vediamo Grazie a voi. presto, presto, grazie, grazie. L'ho fatta.